Ben ritrovati dalla redazione. La cabinovia di Trieste atterra in aula nella seduta convocata per la giornata di domani. La sesta commissione è chiamata a esaminare le oltre 3.000 osservazioni depositate dai cittadini contro la variante numero 12 al piano regolatore accesso nord per il tratto di impianto che sorvolerà il Bovedo, adottata nel febbraio 2023, licenziata dalla Giunta il 23 aprile scorso su delibera dell'assessore Michele Babuder. Terminato l'iter in commissione, il testo potrà approdare in Consiglio Comunale. Il dibattito si preannuncia esplosiva. A 48 ore dall'inizio dei lavori, il Comitato Nuovo Via ha convocato i giornalisti al Circolo della Stampa e ha svelato le ultime carte in tavola. Il Popolo Azzurro dà conto dello status della petizione da 10.000 firme inviata a Bruxelles, che compie passi in avanti, arriva il segretariato europeo e lancia perplessità sull'imparzialità del dirigente Giulio Bernetti, vista la recente partecipazione del manager comunale alla fiera Italalpin di Innsbruck come relatore della Alto Atesina. Leitner, accuse che la giunta smentisce e bolla come vergognose e imbarazzanti. In Friuli Venezia Giulia si spendono 80 euro al mese per la mensa della scuola dell'infanzia e 88 per la primaria. È quanto emerge dall'ottavo report di cittadinanza attiva sulle mense scolastiche presentato ieri. Da quanto emerso dallo studio, la regione mediamente più costosa è l'Emilia-Romagna con 108 euro mensili, lo scorso anno era la Basilicata, mentre quella più economica è, come nell'anno scolastico precedente, la Sardegna con 61 euro per l'infanzia e 64 euro per la primaria. Sono state confermate anche nel 2025 le bandiere blu a Grado e Lignano Sabbiadoro. I due comuni sono gli unici in Friuli Venezia Giulia ad aver ottenuto il riconoscimento che quest'anno la Foundation for Environmental Education ha assegnato a 246 località rivierasche e a 84 approdi turistici in tutta Italia per complessive 487 spiagge. Anche quest'anno Grado e Lignano hanno superato l'esame. La bandiera blu viene attribuita sulla base di 32 criteri del programma e attesta tra l'altro mare eccellente negli ultimi 4 anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e nel complesso del territorio. L'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante, in occasione della sottoscrizione del contratto con il gruppo amatoriale Liberty Lines che gestirà nel triennio 2025-2027 i collegamenti internazionali via mare tra Trieste, Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussempiccolo. Il servizio viene ripristinato dopo la sospensione dello scorso anno e sarà attivo dal 26 giugno al 1 settembre 2025, tutti i giorni della settimana, tranne il martedì, con partenza e arrivo al Molo Quarto di Trieste. Le rotte previste sono Trieste, Pirano, Parenzo, Rovigno e ritorno, Trieste, Rovigno, Lussempiccolo e ritorno, Trieste, Parenzo, Pirano, Trieste, Trieste, Pirano, Rovigno, Trieste. Sarà possibile trasportare fino a 200 passeggeri e 15 biciclette per ogni corsa. Previste inoltre tariffe agevolate per gruppi, famiglie, over 65, giovani e persone con disabilità, grazie all'impegno finanziario della Regione che, come ha ricordato Mirante, ha stanziato 4,5 milioni di euro per questa finalità. Uno sguardo anche alle previsioni meteorologiche in chiusura per quanto riguarda la nostra regione nella giornata odierna. Sulla zona montana cielo da poco nuvoloso variabile con bassa probabilità di qualche rovescio temporalesco nel pomeriggio. Su pianoro e costa cielo sereno poco nuvoloso, venti a regime di brezza. Temperature minime in pianura e sulla costa fra 10 e 13 gradi, le massime in pianura fra 21 e 24 e sulla costa fra 19 e 21 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.